Le classiche partite che, se non le indirizzi sin da subito sul binario giusto, poi possono nascondere insidie. Il Modica lo ha capito e con la maturità da grande, dettata non solo dalla classifica e dalla leadership, ma anche dalla consapevolezza, gara dopo gara, che i giocatori di Filippo Raciti acquisiscono sempre di più, l'ha incanalata nella maniera migliore. 2 minuti e Modica in vantaggio, la palla arriva dalla sinistra e il colpo di testa di Savasta su pennellata di Asaro è perfetto. 1-0 e gara subito in discesa. Eppure la squadra, in completa tenuta nera, in qualche modo ha provato a farsi vedere, come quando, su conclusione di Palermo, Romano ha dovuto fare non gli straordinari, ma certamente un'ordinaria amministrazione, un po' più dell'ordinario. Il Modica poi ha ripreso in mano la partita, governata dietro da Insidis, in mezzo da Floro Valenca, a proposito auguri per i 30 anni, e ha trovato il gol del 2-0 su calcio di rigore, ineccepibile. La palla arriva questa volta dalla destra, dal piede di Sessa, il fallo su Asero è netto, il calcio di rigore lo trasforma Belluso con grande freddezza. A proposito di Belluso, argento vivo, il giocatore con la maglia numero 10 costruisce lì davanti, alcuni fraseggi con Savasta avrebbero meritato miglior fortuna, e recupera la palla anche in mezzo al campo, facendosi spesso vedere. Insomma, un punto di riferimento, uno di quei valori che servono se vuoi ambire a grandi cose. Il primo tempo scorre via tranquillo, se non fosse che Sangaré di testa colpisce il palo e sfiora dunque il gol del 3-0, quello dell'assoluta sicurezza. Nella ripresa la squadra, in tenuta completamente nera, ci prova 3 calci d'angolo in solo 2 minuti per cercare di mettere un po' d'apprensione dalle parti di Romano. Capita però che quando il Modica si affaccia per la prima volta dall'altra parte, il portiere Di Martino deve raccogliere la palla in fondo al sacco per la terza volta. Questa volta la palla arriva dalla sinistra dell'attacco del Modica, colpo di testa di Savasta a liberare Belluso davanti alla porta ed è facile. 3-0, da quel momento in poi è pura accademia, sale in cattedra Valenca e non solamente lui, tutta la squadra gioca bene e manifesta un calcio anche piacevole, senza però accelerare più di tanto i ritmi. Non ce n'è bisogno. La Leonfortese è praticamente KO, in qualche modo prova a farsi vedere anche da lontano, ma senza mai creare particolari pericoli. Solo una volta Romano deve ricorrere agli straordinari, deviando un pallone oltre la traversa. Per il resto, comunque, dominio assoluto di una squadra del Modica sempre più matura. Poi la sequela di cambi, quando entra Bonanno c'è di nuovo adrenalina lì davanti. Lo stesso Bonanno crea un paio di circostanze interessanti, l'arbitro sorvola su un calcio di rigore per il Modica sembrato più che netto per un fallo su Torres. Poi alla fine si scorre via fino al 90esimo, 3 minuti di recupero servono solo a sancire il risultato finale, anche se poi per Federico c'è pure un cartellino giallo. Risultato finale: Modica batte Leonfortese 3-0, primo posto in classifica fianco a fianco con l'Avola e con l'Atletico Catania Viagrande all'inseguimento. Insomma, vanno delineandosi le forze e il Modica lì davanti c'è.